In questi giorni le grandi lobby nucleariste del paese non solo hanno ripreso a parlare del deposito unico nazionale delle scorie nucleari. Si tratta di un progetto scellerato che mira a mettere insieme tutte le scorie contenute nelle vecchie centrali nucleari del paese e far rientrare in Italia quelle che erano state date alla Francia e all'Inghilterra soprattutto. Si tratta di un progetto demenziale, scellerato, perché anziché utilizzare i siti già esistenti, quelli appunto delle vecchie centrali nucleari, si vuole realizzare un impianto di oltre 2 miliardi e mezzo di euro per stoccare tutte queste scorie, quindi concentrarle. Una scelta davvero irrazionale, soprattutto perché sul piano economico punta a spendere altri soldi che risultano essere incontrollati alla stessa spesa pubblica. In questo piano la Sogin, il braccio armato nucleare del governo, avrebbe inserito tra le regioni anche la Sardegna. Una delle 6 regioni sarebbe appunto quella della nostra regione. È evidente che si tratta di una scelta destituita di ogni fondamento, sia sul piano tecnico, sul piano giuridico e soprattutto su quello politico. La Sardegna non può accettare altre imposizioni dopo i 35.000 ettari di basi militari, dopo la petrolchimica, dopo migliaia di ettari inquinati e mai bonificati dalla petrolchimica. La Sardegna non può accettare e deve respingere con grande determinazione questo scellerato progetto. Per questo motivo che l'impegno di questi prossimi giorni sarà a far conoscere questo progetto, ad aprire questo squarcio verso questo progetto nefasto per la nostra regione. Ed è evidente che serve una grande mobilitazione di popolo. In Sardegna questo progetto non passerà né con le buone né con le cattive.